A Jesolo e non solo è partita la caccia al lavoratore stagionale. Camerieri, pizzaioli, giardinieri, gli imprenditori e le aziende non riescono ad assumerli e la stagione turistica è alle porte. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è venerdì 27 maggio 2022. La prima notizia del giorno è contenuta in un reportage pubblicato oggi sulle pagine del Corriere del Veneto, che ha mandato un giornalista travestito a decine e decine di colloqui con aziende che operano nel settore turistico. Hotel, ristoranti, bazar e quant'altro. Siamo a Jesolo, decine di colloqui appunto travestito da disoccupato. Il giornalista è Andrea Priante, che descrive una situazione sintetizzata in una frase contenuta nel titolo, una frase che si è sentita ripetere: salti in riposo, 7 euro all'ora, ma poi arrotondi col nero. Queste le condizioni medie offerte a Jesolo. Ti assumo subito, così gli dicevano. Appunto, le paghe ai camerieri offrono in media 1.300 euro al mese, 2.100 euro per i pizzaioli, e ci sono anche imprenditori che esprimono dei dubbi. Ad esempio, uno diceva: la fame di personale è dovuta al reddito di cittadinanza, un altro diceva: in troppi preferiscono non lavorare. Insomma, un viaggio attraverso gli stereotipi della classe imprenditoriale del litorale veneto, e anche un viaggio tra le paghe che vengono offerte ai lavoratori a cui viene chiesto di fare una stagione appunto al mare nel settore del turismo. Conclude così il suo articolo Andrea Priante. Considerazioni finali. Per chiunque sia alla ricerca di un lavoro estivo, Jesolo e le altre località turistiche del litorale è una garanzia. La paga media che ci è stata offerta è di 7-8 euro netti l'ora, escludendo il nero, e molti imprenditori ci chiedono di rinunciare al giorno di riposo e la disponibilità a prolungare o ridurre il servizio a seconda delle esigenze dei clienti. Equo? Troppo poco? Ma in fin dei conti, con l'estate ormai alle porte, tutto si riduce a una sola domanda, scrive sempre Andrea Priante: le condizioni lavorative offerte dalle strutture basteranno ad attrarre il personale necessario a far funzionare la macchina del turismo veneto? Questa è senz'altro una delle possibili domande che ci si può porre di fronte a un reportage come questo. Un'altra domanda appunto è: dove pensa di andare il settore turistico del Veneto, che lo ricordo è la prima industria in un certo senso per fatturato della nostra regione, 15 miliardi circa la dimensione del PIL prodotto dal turismo in Veneto. Ebbene, dove pensa di andare questo mondo se gli stipendi, i salari offerti sono in media di 7-8 euro l'ora, considerato che la proposta di salario minimo attualmente in discussione in Parlamento prevede come base quella di 9 euro l'ora, quindi una soglia diciamo minima di garanzia per il lavoratore, ma un settore trainante per l'economia dovrebbe riuscire ad offrire paghe probabilmente e condizioni anche migliori. Leggiamo di nuovo sempre sul Corriere del Veneto: l'emergenza, prenotazioni già superiori al 2019, l'appello delle categorie, il governo intervenga su lavoro, inflazione e materie prime. Probabilmente gli interventi sul lavoro chiesti dalle categorie del turismo non sono quelli del salario minimo, di cui pure ci sarebbe bisogno in Italia, l'unico paese in Europa ad avere stipendi più bassi di 30 anni fa, e quello in cui il caro vita e il caro prezzi maggiormente sta rosicchiando le retribuzioni reali. Comunque, un esercito di 40.000 introvabili, scrive il Corriere del Veneto, a rischio una stagione da record. C'è questo ritornello che continua: è questa l'unica preoccupazione, la stagione bisogna incassare, quindi servono lavoratori.
sembra quasi un'ossessione. Cuochi e pizzaioli, camerieri e baristi, addetti alla pulizia e alla reception, ma anche commessi e trasportatori per le forniture. In queste ore nelle località balneari caccia persino a tabaccai, gelatai, panettieri e commessi di ogni genere e sorta. Nelle spa si cercano estetisti, nei resort animatori e bagnini, un esercito di addetti al turismo che non se ne trovano. Un po' di numeri: ne mancano almeno 6.000 solo negli hotel, 3.000 nel commercio, poi ci sono bar, ristoranti che in Veneto sono circa 12.000. Difficile fare una stima, ma insomma alla fine Confcommercio, Federalberghi e Confturismo parlano di circa 40.000 introvabili, ma si spergiura che la stima è al ribasso e la stagione sta entrando nel vivo. 2,3% di prenotazioni in più in tutto il Veneto rispetto al maggio 2019, quindi siamo sopra i livelli pre-Covid, pre-pandemia. 6.000 appunto gli addetti che mancano negli hotel per garantire l'accoglienza, ma poi c'è tutto il resto, il cosiddetto indotto appunto del turismo. Le categorie parlano di tantissime difficoltà: personale, inflazione nel reperire materie prime, il mercato è in ripresa e chiede qualità, è il momento di dare al massimo. Insomma, non mi pare però che ci siano grandi riflessioni su come mai si sia determinata questa carenza di personale e nessuno che si chieda perché. Le risposte, poche che si trovano su le pagine dei quotidiani di oggi, almeno sono le risposte facili: il reddito di cittadinanza, per cui molti preferiscono non lavorare. Ma come diceva qualcuno, ogni problema complesso ha una soluzione facile ed è quella sbagliata. Chiudiamo questa pagina sul lavoro nella stagione turistica sul litorale del Veneto e non solo. Voltiamo pagina e parliamo di sanità, naturalmente. Il caso a Padova: l'assemblea di Confcooperative Federsolidarietà del Veneto, presente anche l'assessore al sociale e alla sanità Manuela Lanzarin. Il titolo sui quotidiani del gruppo Gedi: Coop sociosanitarie a corto di personale, e dicono il reclutamento estero non è la soluzione. Dall'assessore alla sanità sociale la disponibilità a riaprire, finalmente aggiungo io, i tavoli fermati per la pandemia, quindi presumibilmente dal 2019 non più riconvocati. Il tema comunque resta quello della mancanza di personale, la crisi del settore sociosanitario, del servizio sociosanitario regionale. Mancano infermieri, operatori sociosanitari e altre figure delle professioni sanitarie. Questo già lo sappiamo, è una notizia che torna in questo podcast su Sveglia Veneto, ce ne siamo occupati, ve ne ho parlato più volte dei buchi negli organici della sanità veneta, ma qui la notizia riguarda invece le cooperative sociosanitarie e anche loro segnalano questa difficoltà, quindi la situazione forse è più grave ancora di quanto pensassimo. Basti pensare che 18 su 26 dei pronto soccorso del Veneto stanno in piedi soltanto grazie a delle cooperative a cui è affidato il servizio, sono in qualche modo esternalizzati seppur momentaneamente. E quindi se nemmeno le cooperative riescono a reclutare del personale, ebbene il problema rischia di essere grave. Le nostre cooperative sono alle corde, dice Stefano Granata, presidente nazionale di Confcooperative Federsolidarietà, che ha anche evidenziato come gli scarsi investimenti in capitale umano stiano comportando anche un abbassamento delle competenze e della motivazione del personale. Quindi dice siamo alle corde non solo in termini di sostenibilità ma anche di motivazione, non abbiamo più appeal e questo per la sanità comporterà un calo della qualità dei servizi. Non si può ragionare in termini di efficienza senza investimenti. E ancora Ugo Campagnaro, presidente di Confcooperative Veneto: il problema delle risorse umane viene anche dall'idea che il lavoro di cura che noi facciamo è considerato femminile e quindi secondo alcuni sarebbe giusto sottopagarlo. Breve inciso, ricordo che il Veneto in fatto di gender pay gap è una delle regioni
con i dati più allarmanti nella differenza tra le retribuzioni reali di donne e uomini. Torniamo alla dichiarazione di Campagnaro: dobbiamo rovesciare questa tendenza sbagliata per quanto riguarda l'assenza di manodopera in tutti i settori. Non crediamo affatto che l'immigrazione sia la soluzione, anzi. Questo per quanto riguarda la sanità e il sociale. Il maltempo, campagne devastate, siamo sul Corriere del Veneto di oggi. Benedetta Centin: stato di calamità, Zaia firma il decreto, danni nel Vicentino, nel Veneziano e nella Marca, dove si stimano 100 milioni di danni. Ieri la stima era di 50 milioni di danni nella Marca, oggi è già raddoppiata, appunto ne avevamo parlato ieri. Dichiarazione anche del ministro D'Incà, oggi ministro per i rapporti con il Parlamento, Bellunese del Movimento 5 Stelle, dice: con l'arrivo dello stato di emergenza e la quantificazione dei danni interverremo per sostenere le comunità colpite nel Veneto. Come funziona? Il presidente della regione firma la richiesta di stato di emergenza, che poi arriva sul tavolo del governo, che come dice D'Incà seguirà con attenzione l'iter per portare il prima possibile le risorse necessarie in Consiglio dei Ministri, che poi le vota e finalmente verranno distribuite in forma di indennizi. L'ambiente, non solo quindi il meteo pazzo, le conseguenze del riscaldamento globale in Veneto, ma anche i reati ambientali. Finalmente viene firmata un'intesa tra la regione e i forestali dell'Arma, che provano a colpire gli avvelenatori, vengono definiti così. Parliamo di reati appunto ambientali. Partono le azioni di rivalsa grazie a questo protocollo d'intesa. Ora abbiamo gli strumenti per recuperare i soldi spesi per le bonifiche, annuncia l'assessore regionale Marcato, e dice: il messaggio forte che vogliamo trasmettere è chi inquina deve pagare, e ora abbiamo gli strumenti per rivalerci dei costi sostenuti nelle bonifiche dei siti contaminati a seguito di reati che investono la laguna e il suo bacino scolante. L'obiettivo è fare giustizia recuperando i soldi dei contribuenti, e lo perseguiremo in collaborazione con il comando dei carabinieri forestali. Un obiettivo assolutamente condivisibile, anzi sacrosanto. Basta guardare la tabella con i contributi assegnati per diversi interventi di bonifica, un totale di 16 milioni di euro, ma basta anche pensare al solo caso della ex CEC di Pernumia, 12 milioni di euro per la bonifica. Parliamo di soldi pubblici naturalmente, perché il problema è appunto che spesso chi inquina poi non paga per la bonifica, quindi ben venga questo protocollo d'intesa. Nelle stesse ore la seconda commissione consiliare del Consiglio regionale ha completato l'esame e il voto degli articoli del progetto di legge numero 97, norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. Parliamo quindi degli impianti solari a terra. Verranno privilegiati luoghi come le cave e le discariche per realizzare questo tipo di impianti, quindi prima queste superfici piuttosto che altre superfici, come ad esempio le zone agricole di pregio. Questo al fine di limitare il nuovo consumo di suolo, perché anche gli impianti fotovoltaici a terra naturalmente occupano superficie. Chiudiamo con 3 notizie flash. La prima, quotidiani del gruppo Gedi: Draghi e Speranza a giudizio, prima udienza, causa intentata da un'impiegata negazionista, così è scritto, chiede 100.000 euro. Parliamo naturalmente della guerra al Green Pass. L'avvocatura presenta una memoria di 14 pagine. C'è un virgolettato del ministro Speranza sotto la sua foto: la salute non è solo un diritto dell'individuo, ma anche un interesse della collettività. I 2 membri del governo sono stati citati in causa da un'impiegata padovana di 66 anni, che è anche presidente dell'associazione Libertà
costituita il 4 gennaio scorso, un gruppo che fa chiaramente riferimento al mondo Novax, scrive Enrico Ferro per i quotidiani del gruppo Gedi. A Venezia, sfregio al Redentore, denunciato un artista. Il presunto vandalo è un 30enne originario di Bolzano, perquisita la sua casa, nei dipinti utilizza gli stessi tratti simbolici. Di cosa stiamo parlando? Parliamo di quel murale scomparso sulla facciata della chiesa del Redentore a Venezia, sulla quale appunto sono in corso indagini. Era un murales con delle scritte, dei simboli assolutamente incomprensibili, scritti su un fondo rosso, pure quello applicato sulla facciata del Redentore. L'episodio nella notte tra domenica e lunedì, appunto imbrattata la facciata nell'isola della Giudecca, dove è presente la chiesa del Redentore. E la faccenda si fa interessante perché ad essere denunciato è proprio un artista, e quindi quella che è stata definita da tutti, almeno da tutti i quotidiani, uno sfregio, qualcosa di inammissibile, un atto di vandalismo sulla facciata appunto della chiesa del Redentore, ebbene potrebbe essere mano di un artista, e qui forse potrebbe riaprirsi un'ulteriore riflessione sul significato e sul senso della street art. Ultima notizia di oggi: i nodi della portualità. Altre 3 crociere dirottate a Trieste da Venezia, già persi 6 milioni da inizio stagione. Questo è il titolo della nuova Venezia. 2 MSC e una Costa Crociere attese per il weekend non arriveranno a causa del meteo avverso. A Marghera, dove momentaneamente vengono spostate alcune, le più grosse navi da crociera, ebbene è già saltato il 25% degli attracchi. Parla Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità di sistema portuale Adriatico Orientale, quindi il Friuli Trieste. Abbiamo dato le garanzie alle compagnie di crociera in caso di problemi a Venezia in un quadro di collaborazione. Insomma, il tema è quello del futuro della crocieristica, molti nodi che non vengono affrontati. Quel che è chiaro è che le navi da crociera che passavano per il canale della Giudecca rappresentano un passato che speriamo non torni più. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, noi torniamo a sentirci la settimana prossima. A tutte e tutti voi un buon fine settimana.